Si parla appunto di un rifiuto umido che non viene trattato nei tempi e nelle modalità con cui dovrebbe essere trattato, di un rifiuto che dovrebbe essere trasformato in compost, ma che in realtà, essendo immaturo, viene sversato poi all'interno delle campagne in quantitativi superiori a quanto stabilito. Tutti i comitati ambientali del Veneto e del Friuli manifestano a Ballò di Mirano sotto la sede del gruppo Finam per dire basta all'inquinamento dovuto alle tonnellate di immondizie che vengono trasformate in compost non maturato a sufficienza prima di essere sparso sui terreni. È appunto quello che mette in luce anche il rapporto nella produzione del CSS, cioè un combustibile solido secondario derivato dal trattamento del rifiuto secco che poi finisce all'interno dei cementifici. L'incenerimento di questa sostanza produce un innalzamento dell'inquinamento. Quindi questo può creare problemi anche per le coltivazioni. Il trattamento soprattutto di questo rifiuto umido che non viene, di cui non viene controllata la quantità e non viene controllata la qualità, può produrre degli effetti molto nocivi nelle produzioni agricole, che sono poi le produzioni che nutrono tutte le nostre popolazioni. Un grosso problema che coinvolge lo smaltimento dei rifiuti da parte di numerose aziende agroindustriali e altri impianti che da anni devastano ambiente e salute in tutto il nord-est. La preoccupazione, l'indignazione è molta. Siamo tanto indignati perché c'è un'ulteriore inchiesta per traffico illecito di rifiuti che coinvolge il nostro territorio. Quello che chiediamo da parte nostra, insieme ai comitati, è il fatto che l'inceneritore di Fusina non venga costruito, che si applichino davvero delle politiche di riduzione, di riutilizzo e di riciclo, e soprattutto che si capisca che continuare a proporre cose di questo tipo non distrugge solo i territori, ma continua a portare avanti una crisi climatica che sarà sempre più devastante da qua in poi.